come stai? Dove vuole andare in vacanza? Oh, sì, posso aiutare con la sua programma. Sì, ciao. Ciao. Sì. Sì, dopo. Ciao. C'è il signor Costa Rosa? Pronto? Non c'è, è andato all'agenzia della Ma io con navigazione chi aerea. parlo? Sarà qui tra un momento. Con il fattorino Luigi. E lei, scusi, chi è? Il signor Crosta Rossa mi ha Io raccomandato sono la di prendere signora tutti Costa i Rosa. nomi di Luigi, quelli che lei si telefonano. annoia. Luigi, io mi annoia. signora, Soffoco. così. Non ne posso Così. più. Luigi, dica al signor Costa Rosa, quando torna, che è inutile, che mi telefoni perché mi sono buttata dalla finestra. Presto, signor Crosta Rossa, presto. Sua moglie ha telefonato poco fa che si buttava dalla finestra. Sì, grazie. Cara, perché hai detto quella brutta cosa a Luigi? L'hai spaventato. Ma no, cara Angelo mio, no, tu non devi farlo. Se mi vuoi veramente bene, come dice. E la bambina, non ci pensi alla bambina? Perché invece non vai a prendere un tè in qualche albergo? Perché non telefoni a Alice per una cantata? Ma no, ti prego, ti supplico, non farlo. Tu mi vuoi fare morire di dolore. Pensa alla nostra bambina, una idea. Perché non vai a vedere quel film tanto bello? C'è l'aria condizionata. Ti divertai. Sì, ma no, tu questo non che dirlo, non devi neppure pensarlo. Sono io che ti voglio tanto bene, c'è la bambina. Ci vuoi lasciare Mi butto soli? dalla finestra. Sì, mi butto. Sì. No, cara Angelo, no. Sì, ciao. Guarda, Angelo mio, non ho proprio tempo. Ti mando Luigi con una lettera. Sì, ciao. Ciao signora. Lei è Luigi, non è vero? Sì, ho una lettera da sua moglie. Mi annoio, non ne posso più, mi butto dalla finestra, sì, mi butto. Signora, non dica questo, lei non deve buttarsi. E perché, Luigi? Perché la vita è bella, signora, guardami. Dormo in un scotoscala, mangio lo sfilotino, ho le scarpe rotte, però non mi annoia e non penso a buttarmi dalla finestra.
Ma voi siete divertirsi, voi del popolo, almeno avete la miseria a cui pensare. Io non ci ho, nulla, nulla, nulla. Ma signora, lei ha una bambina che è un amore, ha un marito che non vede che per gli occhi suoi, ha una bella casa, viaggia, si diverte, perché vuol buttarsi dalla finestra? Signora, lei dice che i poveri almeno hanno da pensare alla miseria, ma lo sa lei che è la miseria? Lo sa lei, per esempio, che è la disoccupazione? Ma chi più disoccupata di me? Io non faccio nulla tutto il giorno. Non so che fare di me stessa, non so dove mettermi. Io non ce la faccio più. Mi butto dalla finestra, sì, mi butto. Signora, provi a lavorare, anche lei vedrà che non si annoierà più. Lavorare? Ma ci ho provato a lavorare. Mio marito mi aveva preso al suo ufficio. Battevo a macchina al posto di quel odioso signor Pavarelli, ma io impazzivo lo stesso dalla noia. Ma l'amore, signora, l'amore, lei hanno provato. Luigi, ti amo. Non butto più dalla finestra. Amore, amore, non parlo di amore. Mi buttarsi dalla finestra. Ma amore, buttarmi dalla... amore, buttami alla finestra. Ciao. Ciao. Andiamo bene, giovanotto. Siete fortunato. A voltari giovanotti non ci avete le donne per la testa. Professore, non dica la donna per la testa, dica piuttosto una donna sulla testa.